Rugby House. Per la quinta giornata d'eccellenza, campionato 2010-2011, prende corpo allo stadio Mario Battaglini il grande derby d'Italia fra FMCZ Rugby Rovigo Delta e Petrarca Padova. I rossoblù schierano Basson, Zorzi, Pace, De Gasperi, Bacchetti, Busso, Zanirato, Guzman, Lubian, Persico, Montarior, Reato, Ravale, Boccalone. Risponde il Petrarca Padova con Sanchez, Innocenti, Chillon, Bertetti, Sprague, Walsh, Bortolussi, Palmer, Galatro, Bezzati, Zveraga, Fletcher, Costa, Repeto, Gatto e Fazzari. Due squadre che devono rifarsi dopo le pesanti sconfitte in campo europeo, i rossoblù con il Gloucester e i petrarchini che hanno subito una pesante sconfitta in casa contro i Sale Sharks. Parte bene la squadra di casa di Polarù con un drop di Cicci Basson, ma già al sesto del primo tempo la squadra di Pasquale Presutti ha la possibilità con Timothy Walsh, l'apertura australiana, di pareggiare, così è 3 pari. Una squadra di casa che è partita veramente con il piglio giusto qui, terzo blocco, Guzman arriva per Zanirato, attenzione, becca all'interno di Walsh, Andrea Bacchetti si invola in meta, grandi festeggiamenti per Bach, classe 88, il Golden Boy della FMCZ Rugby Rovigo Delta, festeggiato da tutti i compagni, tra cui Marci De Gasperi, Zanirato, Pace, Aaron Persico. Ottima meta in prima fase, grande spettacolo stadio Mario Battaglini, la meta è convertita dal gentiluomo di Mendoza, ovvero German Bustos. Siamo 10-3, buona partenza per la squadra di Polarù e Fabio Coppo, è quello che serve per tirare sul morale dopo una partenza di stagione in chiaroscuro per la squadra appunto di casa, con le vittorie interne contro Prato e Mogliano e le sconfitte contro Granducato e Roma. Qui c'è un fallo su Sprague, sull'ala inglese, che per fortuna non viene convertita e concretizzata dall'apertura australiana Timothy Walsh. E qui vediamo la grande pressione sia in touche che in mischia dei primi 8 uomini della compagine rodigina. Qui in touche rubata vediamo un drive e un vantaggio immediato nei confronti e a favore dei rossoblù. Qui vediamo Boccalone che guadagna qualche metro, ma De Santis vuole fermare il gioco per dare l'opportunità a Cicci Basson di portare altri 3 punti alla causa rodigina, e così è, siamo a 13-3. Ottima partenza per la squadra di Polarù. Ancora Michi Zanerato, Bustos, De Gasperi, un pallone difficile da gestire, ma riesce comunque Pace ad allargare per Basson, che finta di aprire su Zorzi, poi calciato a seguire viene Innocenti che porta la palla all'interno della meta, attenzione, per qualche millimetro non arriva Zorzi a schiacciare in meta, ma c'è una mischia ai 5 metri. Michi Zanerato introduce una buona piattaforma, un pallone non pulitissimo per German Bustos che ha pochissimi metri dalla linea di meta, ancora pallone giocabile, però non è gestito nel migliore dei modi e il Petrarca si rimpossessa dell'ovale e riesce a scacciare indietro la squadra di Polarù. Ancora terzo blocco per Guzman, ancora Bacchetti per Marci De Gasperi, Zanirato torna sui suoi passi, Luke Moni, il capitano di questa nuova avventura targata Polarù. A pallone indietro per Bustos che tenta addirittura un drop, ma poi si ripensa ancora, va a fissare il punto, ma c'era comunque un'infrazione da parte della squadra petrarchina. German Bustos dai 25 metri porta altri 3 punti quando è il 36esimo per la FMCZ Rugby Rovigo Delta. Un altro fuorigioco ravvisato da De Santis, e vedete Maoni come incita i ragazzi. Siamo allo scadere del primo tempo, German Bustos oggi piedino incantato, altri 3 punti, si conclude il primo tempo sul 19-3 per la FMCZ Rugby Rovigo Delta. Veramente una prima frazione impressionante per quanto riguarda la squadra di Polarù e Fabio Coppo. Qui vediamo anche la pressione dei primi 8 uomini sul pack petrarchino. Il Rovigo sta dominando proprio quelle fasi di gioco in cui il Petrarca doveva imporre la propria supremazia, ed è qui un grande scambio all'interno. Bacchetti riceve il pallone da Bustos e poi si invola Pace al largo ed è meta, 64esimo, altra meta per la FMCZ Rugby Rovigo, ed è tutto il cuore rossoblu che va a festeggiare Pace. Vediamo Edoardo Lubian e vediamo Marci De Gasperi, vediamo Zorzi, rivediamo l'azione perché merita. Situazione 8-9, Guzman, Zanirato, Bustos interno per Andrea Bacchetti, fissa 3 giocatori al largo, arriva Samu Pace, l'ex viadanese si invola e lascia sul posto Bortolussi e va a segnare la seconda meta per la squadra di casa, quindi 24-3 perché purtroppo non c'è la conversione di German Bustos. È una grande FMCZ Rugby Rovigo Delta, la squadra in pienissima forma, con l'orgoglio, con il cuore che da sempre contraddistingue. Attenzione, pallone di recupero, Samuele Pace si invola,
con i piedi e una traversata di tutto il campo. Vedete la disperazione di un tifoso petrarchino con le mani nei capelli, che riesce anche a offuscare un po' l'azione, ma che porta comunque un'ulteriore meta alla squadra di casa. Si festeggia Delilio Stadio Mario Battaglini. Cicci Basson preso sulle spalle, altra meta, 24-3, e se aggiunge altri 2 punti German, sì, più 7, 31-3 per la Femmici Z Rugby Rovigo. Mamma mia che scopola per i petrarchini, che sono arrivati qui da capolissima. Devono ridimensionare immediatamente le proprie velleità, anche perché diciamo che la squadra di Presutti nella prima parte di stagione ha affrontato solamente le squadre di seconda fascia in questo campionato. E l'arbitro De Santis fischia alla fine. Femmici Z Rugby Rovigo Delta 31, Petrarca Padova 3. Grande vittoria della squadra di Pollaru, e questa potrebbe essere la partita della svolta di questo campionato eccellenza 2010-2011. Prossimo appuntamento al Fattori contro Rugby L'Aquila.